Una parte importante della società di oggi è figlia del lontano 68, che ha cambiato un'epoca toccando le abitudini, l'educazione, i costumi e anche la Chiesa. Sono maturate nuove idee e anche il messaggio cristiano è stato riproposto con un linguaggio fresco e moderno, a volte ribelle, ma sempre gioioso e dirompente. Nella piccola città di Udine, l'esempio di Don Gastone Candusso, nato a San Daniele nel 1946, in un contesto permeato dalla vita contadina, è una testimonianza importante che ha trainato con entusiasmo negli anni '80 del Novecento moltissimi giovani della parrocchia di San Marco. Un esempio ricordato da moltissimi udinesi. Don Gastone Candusso, con l'incarico di cappellano e in piena sintonia con l'allora parroco Monsignor Leandro Comelli, inizia a seguire la realtà giovanile, molto presente e numerosa in parrocchia. Ma la situazione a San Marco, prima che arrivasse Don Gastone, era una situazione molto particolare. C'era un'attività notevole a livello giovanile, c'era anche un gruppo di giovani che frequentando l'oratorio poi organizzava anche dei viaggi, delle mete turistiche, era il gruppo Edelweiss. Era una situazione molto variegata, per cui c'era il credente, il miscredente, quello che frequentava la messa, i riti, e quello che invece viveva un po' ai margini, la classica situazione da oratorio. L'intervento di Don Gastone in questo è direi determinante, in quanto lui riuscì col dialogo e quindi con l'accoglienza a coinvolgere un po' tutte queste realtà giovanili. Questa disponibilità all'attenzione verso l'altro crearono questo clima di amicizia, partecipazione da parte di tutti. La sensibilità e la trasmissione dei valori cristiani passano per Don Gastone anche attraverso la musica. Raccoglie infatti l'eredità del vecchio parroco Don Davide Floreani, apprezzato compositore di musica sacra, e la reinterpreta dando vita ad un coro straordinario per la sua dimensione, ma soprattutto è da lui voluto come strumento di catechesi e di pastorale familiare. Ho avuto modo di conoscere anche le sue particolari attenzioni verso tutto il mondo giovanile della musica. Fra l'altro io suonavo in un gruppo, in una band giovanile, e la musica rock in quel momento era l'espressione del mondo giovane, al cambiamento notevole che aveva generato il 68. E lui è molto attento a questa cosa qui, mi propose proprio di presentare un concerto con la mia band, il giorno proprio dell'inaugurazione della Sala Comelli, con musiche giovani, musiche beat, musiche rock, in quanto lui credeva veramente che la musica diventava a questo punto un linguaggio universale, un po' all'avanguardia sui tempi. Le messe in chiesa si facevano con la chitarra, quindi lui prestò molta attenzione anche a questo aspetto della musica giovane ritmata durante le celebrazioni. Anche i rapporti che Don Gastone riesce ad instaurare con i suoi parrocchiani risentono di un clima decisamente innovativo che genera simpatie profonde e note amichevoli tra la gente. Quando si parla di preti è difficile affrontare il tema dell'amicizia, no? Viene prima la missione, l'evangelizzazione. Don Gastone aveva questa capacità di creare questo clima di amicizia ed era molto importante per noi allora, giovani soprattutto, riuscire a sentirsi parte di un impegno pastorale, e il modo che aveva di parlare con te creava questo clima di amicizia. Infatti per molti di noi questa amicizia è diventata addirittura prevalente rispetto al sacerdote che avevamo davanti, lo vedevamo più come un amico più che come un prete o un sacerdote. Don Gastone arrivò nel 1971 a San Marco, ricco anche di una sua cultura musicale che aveva maturato a San Daniele con il parroco Egidio Fant. Iniziò subito con le sue attività pastorali, a cui affiancò la musica come passione sua personale, ed ebbe il pregio di avvicinare i giovani, i bambini, e di unire il coro giovanile con il coro degli adulti, arrivando a formare un complesso di circa 80 e a volte fino a 100 elementi. Questo non solo per la preparazione musicale, ma
anche e soprattutto per la sua empatia e per la sua capacità di coinvolgere le persone. Portò la musica in Friuli, non solo a San Marco, e anche all'estero, in occasione di diverse tournée che costituivano sia un ottimo momento di aggregazione che anche di presentazione musicale. Nel corso degli anni e delle varie trasferte si cementò l'amicizia tra le persone che vedevano in Don Gastone non solo un maestro, ma un amico. Pierabec è una piccola località sprofondata in una bellissima valle chiusa a 2 passi da Forniavoltri, nel cuore delle Alpi Carniche. È qui che la parrocchia di San Marco, dopo una serie innumerevole di campeggi estivi per i ragazzi, acquista una vecchia colonia in disuso. Don Gastone diventa il protagonista del cosiddetto spirito di Pierabec, in un'esaltante atmosfera di cieli stellati e di messaggi forti, che sono ancora oggi per molti ragazzi il cuore di uno stile di vita e di importanti valori condivisi. Il vecchio fabbricato racconta una lunga storia che parte in anni lontani. Sappiamo che è del 1800 e spiccioli, che era legata alla miniera del Monte Avanza. Poi non sappiamo tante cose, anche perché i documenti di quella casa erano nel municipio di Forniavoltri e nell'incendio del 44-45 bruciato tutto quanto, per cui non sappiamo niente di preciso su quella casa, se non quello che ci raccontano gli abitanti del paese. Quando siamo arrivati noi di San Marco nel 69 abbiamo trovato questa casa lasciata dalla diocesi di Trieste, quindi la casa ha una sua storia travagliata, fino al 76 anno del terremoto, dove abbiamo incominciato un po' a rivedere le cose con un certo criterio, e lì ci sono tante storie da poter ricordare, come la provvidenza si è fatta viva nel maggio 76, e dove abbiamo trovato un benefattore che ci ha regalato tutte le perline dei soffitti e il legname anche degli infissi, che finalmente nel 77 chiudevano ermeticamente la casa. Pierabec diventa poco a poco il rifugio estivo della comunità, che offre ai giovani la possibilità di trasformare uno scampolo di vacanza in un'esperienza di vita in cui ciascun fedele offre il proprio lavoro in un'atmosfera di condivisione che coniuga il sacro con il profano. Le testimonianze di questa singolare avventura, che ha coinvolto più generazioni, certamente non mancano. Nella casa di Pierabec sono stati per noi sempre un momento di incontro, non solo tra amici e comunità, ma anche col Signore. Qui a Pierabec ognuno di noi qui può trovare il suo ruolo, il suo scopo e l'attività da fare. Oltre a Don Gastone dobbiamo ricordare anche tantissime altre persone della parrocchia che hanno fatto tantissimo per questa casa, persone che hanno dedicato tantissimo del loro tempo libero a questa impresa. Dopo aver fruito della casa da ragazzi si veniva qua su anche come animatori, era una cosa davvero importante, si cominciava a entrare nella vita anche di altre persone come educatori, ma sempre accompagnati con lo spirito e il sorriso di Don Gastone. Quindi anche noi adesso stiamo dedicando il nostro tempo libero per dare anche l'esempio ai nostri figli. Se questi cameroni e questi letti potessero parlare, ci racconterebbero dei tantissimi segreti che qui gli adolescenti e i giovani si sono scambiati. La vita di Pierabec è intrisa di gesti, esperienze e momenti che la gente di San Marco ha segnato nella storia di questo luogo. Una storia fatta anche di impegno e di condivisione per affrontare tutti i problemi della gestione e quelli non proprio secondari della cucina. Vengo a Pierabec da quando ero piccolina, da quando avevo 5-6 anni. Ho iniziato a frequentarlo su a Pierabec con Don Gastone ai campi estivi, i cosiddetti campi mulette. Durante la settimana stavamo con gli assistenti, poi il fine settimana, la domenica, c'era la giornata dei genitori.
Questa struttura è stata fortemente voluta da Don Gastone, che ha speso anima e corpo per rimettere a posto tutto quanto. Abbiamo dato vita a questa avventura con il cuore. Siamo partiti da bambini, ho fatto l'assistente, ho fatto l'animatrice, sono venuta su con i ragazzi col marito, sono venuta su con le mie figlie, fino ad arrivare adesso a dare una mano fortemente alla cucina, perché quello che io ho ricevuto da Gastone, da Don Gastone e da tutto il resto, adesso vorrei poterlo dare. Io ho incominciato in cucina decisamente da inesperta, perché ero abituata solamente a fare da mangiare per la mia famiglia. Soprattutto ho imparato da Teresa, che veramente lei è stata una maestra per tante persone in cucina e che mi ha insegnato veramente tanto. Per numerosi anni Don Gastone ha frequentato la Terra Santa, accompagnando moltissimi fedeli in Israele, ma è stato anche il protagonista di stretti legami con molti sacerdoti in Bolivia, in India, in Polonia e in particolare in Ungheria con padre László Berges. Don Gastone è un vero sacerdote, un vero uomo. La nostra relazione è venuta fuori da un gemellaggio. Anche questa parola che gemellaggio l'ho imparato da lui alla fine degli anni 1990, come ancora giovane parroco. Volevo trovare in Italia settentrionale una comunità parrocchiale con cui si poteva fare una relazione di visite mutue, chiacchierare, di parlare di diverse esperienze, e abbiamo trovato molte parrocchie, ma sempre era qualche ostacolo. Ci hanno detto che andate pure a San Marco di Udine, dove c'è un parroco che è molto accogliente. E veramente era così. E mi ricordo ancora il primo incontro, quando ci ha sistemato nella casa canonica, lui è sparito. Solo dopo l'ha saputo che doveva andare nell'ospedale, perché regolarmente ha visitato i malati, regolarmente ha invitato i poveri senza tetto per stare al suo tavolo per mangiare. Cioè è dolore e piacere allo stesso tempo. Mi viene in mente la sua persona che ha aiutato sempre a tutti, e se una volta non poteva aiutare è accaduto perché già ha aiutato in altrove. C'è la speranza che ci incontreremo per l'eternità. Negli anni '80 a San Marco si sperimenta anche la pastorale del muretto, un nuovo modo di fare catechesi con i ragazzi più difficili che preferiscono le panchine e i bar alla riflessione e alla cultura. Don Gastone e Don Giuseppe Faccin sono i protagonisti di questo innovativo metodo di accoglienza. Ritrovarmi in questo piazzale per me è sempre motivo di tanti ricordi. Quando per la prima volta sono stato assegnato a questa parrocchia, quando non ero ancora sacerdote, questi gradini, questa scalinata mi riporta all'inizio della mia conoscenza con Don Gastone. Siamo trovati cappellani di due realtà molto forti dal punto di vista umano. Chiavris, con tutta la ricchezza della storia che aveva, e San Pio X con una storia completamente diversa. E avevamo lo stesso bisogno di trovare delle strade, dei modi per tenere vicino i giovani, per chiamarli, per aiutarli a crescere nel loro percorso umano e cristiano. Con Gastone il livello umano, la base umana è sempre stata la nostra preoccupazione più grande. Nel 79 è uscito il catechismo dei giovani, i vescovi del Triveneto hanno voluto fare a Udine una grande convention per lanciare il catechismo, e mi sono trovato con Gastone e qualche altro prete a lavorare proprio su questo. Quando il vescovo ha pensato di avviare un lavoro più organico, ha pensato a chi chiamare per mettere in campo e costruire un percorso di pastorale giovanile. Eravamo in gioco noi due. Io ho detto: no, Gastone, sei tu che hai l'esperienza, vai tu, fai tu, se il vescovo ti chiama di sì. Parlando così si guarda e dice: io non me la sento perché vuol dire lasciare San Marco, non ce la faccio, io ho bisogno della mia gente, ho bisogno di stare con la mia gente, ti do una mano, ti faccio da spalla, però se il vescovo ti chiama prendi tu la pastorale giovanile. E così è stato. Ecco che sono partito sapendo però che avevo in città, o molto più che una spalla, avevo le due spalle, perché Gastone per me non era una spalla, era tutte e due le spalle, tutte le nostre forze per essere come credenti e come cristiani, ma come uomini di futuro presenti nella vita della città. Don Gastone ha contribuito con tutto se stesso a migliorare la vita del quartiere e della collettività di San Marco.
Ha condiviso con l'allora parroco Monsignor Comelli la gestione e valorizzazione della scuola dell'infanzia San Marco e ha dato impulso alla nascita della mitica Sagra. Ha incentivato lo sport, i valori della cultura, dell'arte e della bellezza. Nel 1991 ha patito l'incendio della Canonica che ha causato la morte del parroco Monsignor Comelli e della perpetua Rosa Cipriani. Dopo la tragedia che sconvolse l'intera chiesa udinese, l'allora arcivescovo Alfredo Battisti nominò Don Gastone nuovo parroco in San Marco. Da cappellano a parroco, il suo impegno pastorale proseguiva così con rinnovato entusiasmo, portando nuovi frutti fino all'anno 2001. Era linfa vitale, ha conosciuto un momento di forte crisi, fortissima crisi. Direi ha conosciuto un lutto quando gli hanno detto di lasciare San Marco per andare a Gemona. Nell'andare a Gemona fosse il Gastone minore, perdente, e invece mi ha stupito alla grande. E ricordo che una sera proprio in pizzeria mi dice: accetto la sfida e riparto come a San Marco con i ragazzi. Questa sfida l'ha vinta alla grande, perché poi la rispondenza, l'affetto che i gemonesi gli hanno mostrato poi ha detto quanto avessi indovinato la strada. Anche a Gemona Don Gastone ha lasciato un solco profondo, non solo nelle numerose iniziative culturali e religiose, ma soprattutto a livello umano. Sono arrivato a Gemona nel 2006, in maggio di quell'anno si è celebrato il 30° anniversario del terremoto. L'arcivescovo di Udine, Monsignor Brollo, mi chiama e mi dice che ha da dirmi qualcosa. Allora io vado da lui e mi dice: Chiale, coventares che tu dedi su ne man a Glemone, cosa devo fare? Ho detto: ma tu vai su, telefona a Don Gastone che è il parroco, vai su e vedi se puoi dare una mano, se puoi fare qualcosa. Quindi ho telefonato il giorno dopo, immediatamente ho telefonato in canonica, mi ha risposto Don Gastone: ma stato il vescovo mi ha detto che vi ha dati un eman. A ninga gustà che si metti d'accordo. Ho conosciuto Don Gastone così. E questo tempo indefinito, questo tempo è durato 10 anni. Sono stato cappellano di Gemona fin quando Don Gastone è morto. Arrivando a Gemona mi sono inserito nella comunità della canonica, perché la canonica di Gemona era realmente una comunità, una famiglia. Sono stati anni molto belli proprio perché in canonica si respirava aria di famiglia, aria di comunità. Questo è stato qualcosa di assolutamente bello e impagabile. Il confronto, soprattutto a tavola, era molto acceso, molto vivace. Ecco, attorno a questo nucleo familiare della canonica c'erano anche molte altre persone. Si sa come siamo fatti noi friulani, a messe il just. Però quando si tratta di essere coinvolti a lavorare, a fare, a produrre, insomma siamo sempre disponibili. Ma quello che è interessante, come anche esperienza di prete, era appunto la vita assieme fra preti. Eravamo 3 preti, poi 4 perché è venuto un quarto più giovane, di età diverse, però in qualche modo abbiamo sempre saputo andare d'accordo e dialogare insieme. Questa è stata un'esperienza molto bella. Don Gastone era un prete eccezionale nella normalità. Quando lui è stato cappellano e poi parroco di San Marco in Chiavris era quasi un mito. Tutti noi in Friuli abbiamo pensato e riflettuto sulla pastorale del muretto di Gastone e si credeva che Gastone avesse dei particolari ritrovati di tecniche di comunicazione, eccetera. In realtà, stando vicino a Gastone, ho visto che non c'era niente di tutto ciò. Gastone era un prete, virgolette, molto normale, faceva le cose che fanno tutti i preti. Quello che aveva di veramente straordinario era una spiccatissima e straordinaria capacità relazionale. Faceva sentire le persone che incontrava speciali, cioè lui era lì per te. Questo è stato particolarmente importante a Gemona, perché Gemona è una comunità molto vasta, divisa in borgate, con uno spiccatissimo campanilismo interno. Gastone ha saputo entrare in relazione con le borgate e ha saputo metterle insieme per fare qualche cosa insieme. Don Gastone arriva qua nell'ottobre del 2001, io non lo conoscevo e la domenica che arrivò con una marea di gente dietro a sé, cioè sembrava quasi l'ingresso di Gesù a Gerusalemme e questa cosa mi ha colpito, per cui i giorni dopo sono andata in canonica perché proprio sentivo il desiderio di conoscerlo e di fargli alcune domande, vedere come avrebbe voluto impostare il suo operato qui a Gemona. E quindi io gli feci tantissime domande
E lui mi rispose con una chiarezza e con una dolcezza infinita e ha sciolto ogni mio dubbio, cioè se avevo qualche scrupolo veramente l'ho abbandonato subito. E mi è parso come il prete delle possibilità, perché mi ha aperto tante porte, mi ha dato tante idee, mi ha permesso di esprimermi a livello di catechista, veramente di membro della parrocchia di Gemona. La stessa impressione che ho avuto io ce l'hanno avuta tutti qui a Gemona, tutta la comunità si è sentita abbracciata da Don Gastone e devo dire la verità che nessuno ha avuto paura di mettersi in gioco e tantissimi si sono veramente dati disponibili poi, grazie a Don Gastone e a quello che lui ci proponeva. Don Gastone, se avevi bisogno di lui, era disponibile anche di notte. Passavi tardi e lui c'era e aveva sempre una risposta. Don Gastone, entrando in una casa o quando arrivava in un luogo tipo chiesa o oratorio, attirava a sé tutti quanti, come fosse una calamita. Però sapete cosa diceva? Diceva: questo non sono io, questo è Gesù. Drin, si può bere un caffè? Ecco, Gastone, il testimone della vera accoglienza, colui che guarda oltre, va al cuore dei bisogni e come Cristo fa il primo passo. Conobbi il Monsignor Gastone Canduso nel 2006-2007. Era una persona talmente coinvolgente che seppe coinvolgermi nella corale del Duomo. In occasione di una visita che feci in Canonica vidi una pila di dischi, di CD della lirica. Oh, dissi: Monsignore, anche lei le piace la lirica? Ah sì, sono un grande appassionato. E cantammo un pezzo della Forza del Destino di Giuseppe Verdi. La sua eredità è tangibile in città, ci ha lasciato il tesoro del Duomo nel nuovo museo, il lapidarium sotto questo Duomo, ma soprattutto la sua attenzione verso giovani e anziani e la casa di Forneabolti. Don Gastone in 10 anni ha lasciato la sua impronta indelebile a Gemona. Se pensiamo a questo meraviglioso museo, voluto e realizzato con tutta la sua forza, con la sua determinazione, e ricordo sempre quello che mi diceva: sogna in grande. Questa era la sua filosofia, sognare in grande per realizzare i propri sogni. L'entusiasmo nel suo lavoro e specialmente nei rapporti con la comunità è stato qualcosa di unico, se non di eccezionale. Immergersi in quello che era i grandi beni culturali di proprietà della parrocchia di Gemona lo aveva particolarmente coinvolto e in questo io ho cercato di assecondarlo per la creazione di questo museo. La Messa del Tallero è per la comunità gemonese un pezzo di storia importante che ritrova le sue origini e la sua spiritualità in questa straordinaria funzione rinnovata da Don Gastone. Fu sua l'iniziativa di trasformare il giorno del Tallero, il 6 gennaio, in una manifestazione che doveva riguardare tutto l'anno e il famoso patto del Tallero è e rimarrà per sempre un ricordo della sua figura. L'autunno della vita per Don Gastone arriva troppo presto. A 65 anni, infatti, l'anima fragile di questo sacerdote abbandona le strade brillanti dell'esistenza per quelle più misteriose dell'eternità. Il ricordo del funerale di Don Gastone credo sia un evento che tutti i gemonesi portano nel cuore. L'affetto e la vicinanza della comunità fu dimostrata da una partecipazione di una folla che a Gemona non si era mai vista in tali occasioni. Sono lunghe le notti in ospedale e quando finalmente riesci a prendere sonno, a mezzanotte l'infermiera ti sveglia per la medicazione e l'antibiotico. Sono bloccato ormai da giorni nella stessa posizione. La morfina attenua i dolori. Il fazzoletto bagnato mi inubidisce le labbra, ma le ore della notte non passano mai. Sono come un povero Cristo. Nella stanza numero 11 di notte c'è un filo di luce che entra nel corridoio. Quella lama di chiaro accarezza un crocifisso da €1,50 appeso alla parete di fronte al letto. In quelle lunghe notti mi è capitato di sentire nello sguardo di quel crocifisso di plastica tutto l'amore, la forza, il coraggio di un Dio che si sente fallito e finito sulla croce, proprio come me.
In quelle lunghe notti ritornano alla mente le esperienze di tante persone che di fronte a quella parola, carcinoma, si sono disperate e non ce l'hanno fatta. E non ti senti né migliore né peggiore. Allora lo guardo, lo contemplo, lo prego, lo interrogo, lo ascolto. Lui è sempre fermo lì sulla parete bianca, con le braccia spalancate. Ho scoperto quante cose mi diceva quel crocifisso da €1,50. Nulla è inutile nella vita, nulla è maledetto e dannoso. La sofferenza, la malattia, le paure, messe accanto alla sua croce, diventano una possibile occasione di grazia, di conversione, di testimonianza.